Vissuta Web, siamo qua con Susi Monni, direttore artistico dell'Associazione Culturale Campidano di Quartu, che oggi ha festeggiato i suoi 40 anni con una bellissima manifestazione. Grazie. Allora, due parole appunto su questa manifestazione. Allora, questa manifestazione, prima di tutto, rientra in Dessun Cunas, che vuol dire all'improvviso. All'improvviso Quartu si è svegliata con noi, meno male, tanti e tanti anni fa, 40 anni fa, si è svegliata da quella melma stagnante che non si muoveva, che era un po' così, sai, si lasciava passare addosso tutto quanto. Noi abbiamo creato movimento, ne abbiamo combinate in 40 anni. In 40 anni abbiamo attivato tantissime idee, abbiamo attivato tantissimi cervelli quartesi che si sono prodigati, sono dati da fare. E se oggi a Quartu c'è un movimento culturale così intenso, e così bello, così variegato, è anche un pochino grazie a noi. Un pochino grazie a noi. C'è un momento che ricorda con particolare tenerezza Sì. della vita di questa associazione? Sicuro. La tenerezza quando ho pianto, quando ho aperto una missiva, una lettera che era niente proprio di meno che di Rita Levi Montalcini, il premio Nobel, che ci ringraziava noi, piccoli esseri, ma proprio veramente piccoli, ci ringraziava perché stavamo aiutando l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Noi abbiamo fatto il primo convegno nazionale sulla sclerosi multipla, abbiamo fatto il convegno sull'AIDS nell'85, ragazzi. Abbiamo promosso attività culturali, abbiamo inventato manifestazioni che a pensarci oggi dico, ma eravamo davvero pazzi, con tanta voglia di fare, e abbiamo fatto, e per quello abbiamo prodotto per questa manifestazione, che è Dessun Cunas, 21esima edizione, su Niniedo è la 6ª edizione di Su Niniedo, e abbiamo prodotto un calendario che non è un vero calendario, ma è un excursus di 40 anni di attività dell'associazione. Quindi il fortunato che ne entrerà in possesso farà bene a conservarlo, perché i prossimi 40 anni io non ci sarò a festeggiare, ma ho seminato e sono sicura che raccoglierò. Durante la manifestazione è stato consegnato un premio a Emanuele Dessì, se può Esatto. spiegare i motivi della scelta. Semplicemente perché un ragazzo volenteroso, 40 anni fa lo conobbi, figlio del grande Natale Dessì, segretario a scuola e tutto nel suo tempo, diciamo, era corrispondente dell'Unione Sarda. Emanuele è un ragazzo molto, molto semplice, un ragazzo, la semplicità che gli è rimasta, e piano piano con le sue sole forze si è fatto spazio, si è fatto largo ed è diventato prima redattore all'Unione Sarda e poi direttore a Videolina, ma non è solo direttore a Videolina, lui conduce una trasmissione che ha permesso ai sardi di conoscere la Sardegna, e questo io gli sarò grata in eterno per quello che sta facendo. Sardegna Verde, dai Emanuele, sei fortissimo. È rimasta sorpresa dell'assenza del sindaco dell'amministrazione? No, assolutissimamente, io li ringrazio per non essere venuti. Io ho detto questo, noi ormai da tanto tempo che non ci scommettiamo più, ma sui vari sindaci che si sono succeduti nel corso di tanti anni, noi siamo abituati a farle le manifestazioni, quando i sindaci erano davvero i sindaci, che ne so, ne posso citare qualcuno, Andrea Massa, Piero Pudu, Graziano Milia, prima edizione però, e poi altri, no, questi, Gianni Corrias, ecco. Il premio letterario Michelangelo Pira nacque con Gianni Corrias. Questi erano sindaci che venivano a tutte le nostre manifestazioni, non si vergognavano anche di subire i miei strali, perché andavo molte volte contro l'amministrazione comunale, perché non prestava molto orecchio in quel periodo. Ricordo per esempio quando si fece un convegno Quartu da città dormitorio a città turistica, mancava proprio, venne Paolo De Magistris, il sindaco di Cagliari, vennero tanti studiosi, ma studiosi importantissimi, adesso non ricordo esattamente i nomi, mancava, indovinate un po' chi? L'assessore al turismo del comune di Quartu, perché il caro nostro amico, in quel periodo era Silvio Piras, della DC, perché allora c'era ancora la DC, dice, venma a casa e te rinuncia a sta casa, quindi hai capito in che mani siamo a Quartu? Ciao! In che mani siamo a Quartu? A Quartu siamo nelle mani di questa gente, fino a quando non si creerà davvero una scuola di politici veri,
Io la colpa che do ai sindaci che ho citato prima è proprio quella di non aver lasciato niente dietro di loro. Io mi auguro di aver fatto un'altra cosa, di aver lasciato qualcosa dietro di me. Io sono rimasto invece molto colpito dallo spettacolo comico di Giampaolo Loddo. Se Ma vuoi dire due parole su di lui. Giampaolo, e che si può dire su un mito? Un mito che ha deciso di restare in Sardegna, perché lui, sì, è andato anche fuori, lui ha accompagnato fior di cantanti, ma lui ha voluto rimanere qui in Sardegna, perché Giampaolo è la Sardegna stessa, e lui è molto critico nei confronti dei sardi, e ne ha ben donde. Giampaolo Loddo, mai ci manchi Giampaolo Loddo, che ha quasi 90 anni, quindi Dio ce lo conservi il più a lungo possibile. Approfittiamo adesso che c'è, approfittiamone e portiamo, perché lui va dappertutto, perché è un grande, grande, grande. Infine c'è qualche ringraziamento che vuole fare? Sì, un ringraziamento a Don Albino Liliu, che la sua venuta è stata una ventata di gioventù, ma anche una ventata di tradizioni. Mi sta riportando ad amare i segni visibili della cristianità. Don Albino Liliu è, a mio avviso, quello che ci voleva qui, a San Luca. E poi niente, lui ci ha ospitato su Niniede, ormai da 3 anni che ci ospita. Io spero che continui fino a quando il nostro vescovo, il vescovo, ce lo lascerà. La ringraziamo. Grazie a voi per avermi concesso l'onore, e posso dire un'altra cosa. Noi ci vantiamo di aver portato fortuna a tutti quelli che hanno collaborato con noi. Spero di portare fortuna anche a voi. Buon anno, buon 2016.